Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e benvenuti in questo nuovo video. Voi sapete che gli scacchi sono un gioco bellissimo, però laddove c'è un gioco ci sono giocatori e se incontri giocatori leali il gioco è ancora più bello e se si è un giocatore sportivo si riconosce se il proprio avversario è più forte, gli si dà anche la mano e si cerca di imparare da lui. Tuttavia però ci sono anche giocatori sleali che non ammettono la sconfitta, non riconoscono i propri limiti. Ed è il caso di moltissime partite online. Qualcuno mi chiede: ma perché giochi sempre, giocate a 3 minuti, 2 minuti? Perché nel momento in cui inizi già a giocare a 5 minuti, che per qualcuno potrà essere pochissimo, già a 5 minuti c'è gente che utilizza i computer. L'altro giorno l'hanno utilizzato con me a 3 minuti, l'ho segnalato, questo utente è stato rimosso, però uno perché deve vivere con l'ansia che ti sta giocando contro un computer e non una persona reale? Ti faccio vedere nel video di oggi come è possibile fare questo, non chiaramente per emularlo, perché non voglio invitare nessuno a seguire questo tipo di comportamento che poi non capisco quale tipo di soddisfazione possa dare al giocatore, ma ti faccio vedere come utilizzano il computer talvolta contro di te e come tu puoi riconoscerli e smascherarli. Allora, qui davanti a me ho due siti aperti. A sinistra ho Chess24, un sito di cui ho creato l'account recentemente e non mi interessa, quindi adesso utilizzerò praticamente qui su Chess24 il computer, quindi se mi bloccano non mi interessa nulla. Nell'altro ho Lichess, un altro sito molto, molto famoso e ti faccio vedere come funziona. Allora, su Lichess devi andare in scacchiera di analisi. Oh, qui hai la scacchiera di analisi. Che cosa faremo? Noi andremo a inserire qui le mosse che ci farà il nostro avversario su Chess24 e gli risponderemo con le risposte che ci darà il computer qui, su questa scacchiera di analisi di chess, scusami, di Lichess. Qui andiamo a fare una partita da 5 minuti e ti faccio vedere com'è semplice la cosa. Purtroppo, dico purtroppo. Ok, no, non si vede la mazza. Ok, così funziona meglio. Ok, andiamo lì. Intanto qui dobbiamo ruotare la scacchiera. Ok, mi ha fatto il gambetto, lo accettiamo. Ok, facciamo così. Aspetta, aspetta, sono stra in ritardo, sono stra in ritardo. Ok, ora lui mi ha fatto così. E ora il computer mi dice G4, vedi? Qui c'è scritto G4, quindi faccio G4. Arrocco corto, qui prendo il cavallo sicuro. Ok, quanta aggressività ragazzi. Donna F6, donna F6, D3 farà, può essere. Adesso qui facciamo finta di aspettare un po', facciamo finta di essere in difficoltà, altrimenti lo capisci subito che siamo dei computer. Poi appunto, capito, magari trovi dei giocatori scaltri che vedi, ci pensa e dici, oh cacchio, che mossa farò adesso? E per esempio su donna E5, vabbè facciamo donna E5, va? E se mette la torre, scusa, se mette la torre... Ah no, non può mettere la torre. Semplicemente la catturiamo. Ok. Qui cosa farà? Un D4? No, D4 non lo può fare, farà D3. Ah no, ha fatto D3 davvero. D3 facciamo alfiere... Facciamo una mossa... Scusa, se io faccio tipo una mossa come... Ah, ci vuole questa, non c'è niente da fare. Ci vuole questa. Devo cercare di fare l'onesto, ma qui io farei un C6. C6 come me la valuta? C6 me la valuta male. E allora se faccio così... Vabbè, dai, il più sicuro dice che questa facciamo... Seguiamo il computer, dai, non facciamo l'umanoide che poi sbagliamo. Fiere di 2. Sviluppo dell'altro cavallo. Az. Az. E qui c'è lo scacco, eh. Qui c'è lo scacco. Qui c'è lo scacco in D4, mi dice. Se faccio in C4 cambia qualcosa? Vabbè. Seguito dello scacco. Poi, capito, puoi anche prevenire le mosse. Tu fai scacco, lui si sposterà col re e tu puoi fare già l'arrocco subito, capito? Guarda, scacco e fai già l'arrocco.
forse. Che poi l'arrocco è buona in questa mossa. Non è meglio mettere, forse spostare il re in F1? Boh, l'arrocco mi dici. Va bene, facciamo l'arrocco. Sei tu il computer, sei tu che decidi. Qui fa cavallo B5, no, fa cavallo di qua. Gioco D5 subito, così. Az. E ora sì, c'è il cambio sul cavallo. E lui non può far scacco di donna, scusa. Scusa, giusto per capire, non mi può far scacco di donna qua così. Ah no, c'è l'alfiere. Bravo Christian, le vedi proprio tutte oggi. Quindi mi sono impallato totalmente? C'è questa, abbiamo detto. C'è questa che è una mossa che andrò a fare. Torre qua, donna di 6. Cioè, beh, qui sto giocando come un gran maestro. Poverino, mi spiace il mio avversario che sta subendo questa prova, però sta giocando bene. È molto aggressivo, eh. Qui probabilmente un essere umano c'era già cascato in uno dei 1000 tranelli di questa variante del gambetto di re che è veramente bastardo. Cioè il sacrificio del cavallo su F3 è proprio un sacrificio che si fa per avere poi un gioco veramente attivo. Solo che il computer sa bene come rispondere a tutti questi tranelli, insomma. Facciamo finta di quelli che aspettano un po'. Donna G6. Se cattura la donna, beh, se cattura... No, infatti non l'avrebbe mai fatto. Ma sai che faccio il trasgressivo? Vado contro il computer, vado di alfiere. Va bene, facciamo il trasgressivo. Poi arrivato a un certo punto di vantaggio puoi anche chiudere il computer e giocare tu, no? E quindi le mosse sono un po' più umane, ci sono anche degli errori, diciamo che ti sgamano un po' di meno. Però, nel senso, cioè, non sto facendo questo, ripeto, questo tutorial per far vedere quanto siamo bravi tutti a vincere così, ma nell'imparare purtroppo a capire che ci sono tante persone che giocano in questo modo. Poverino, sto male per lui. Meno 9.7 mi dice il computer. Cioè, il mio vantaggio è come se avessi una regina in più. No, meno 9.7. Torre per F4, alfiere per F4, donna per F4. E adesso, cavallo di 6. Eh sì, perché sennò mi minaccia l'alfiere, poi perdo il cavallo. Perdo il cavallo poi. Quindi sì, devo toglierlo, cavallo di 6. Su alfiere B3, torre in ava in E8, su H3, alfiere 6. H3, alfiere 6. Torre F3, carina, carina. Alfiere qui. Alfiere qui. Alfiere D5. Si minaccia. Il matto, signori. Vabbè, un torre F2 qui ci sta di bestia. Torre F2. Passivo. Gioca passivo. Allora devi perdere. Giochi passivo, allora devi perdere. E mo come se la cava? Donna G4? E qui ti cambio le donne per forza, ma proprio senza neanche pensarci ti cambio le donne. 55 secondi ragazzi, 55 secondi. 55 secondi. 55 secondi. Ok. 55 minuto 37. E devi darmi la regina per forza.
Donna G4 per forza proprio. Oh, comunque sta resistendo un botto di mosse, ragazzi. Tenendo conto che sta giocando contro un super gem e non vuole darmi la donna? Aia, e allora attacco. Qui c'è il matto affogato. Matto affogato di cavallo. Non può spingere il pedone perché è inchiodato dall'alfiere. Aia, poverino, poverino. Matto in 8, mi dice il computer. In 8 mosse massimo è matto. Come si fa a giocare così, ragazzi? Come si fa a giocare così? Cioè, lo sta capendo che sta giocando contro un super mega gran maestro, eccetera, eccetera, eccetera. Qui c'è alfiere G2, scacco. Scusa, vabbè, dai, non ci sono tanti secondi, facciamola, facciamola. E re qui, che cacchio dici? Alfiere F3. Torre G2 e poi matto di donna. Mamma mia, che massacro, ragazzi. Che massacro. Che massacro. Si è arreso. Si è arreso. Wow. Grazie mille, ho vinto. Quindi, ecco, adesso qui non so su CES24, appunto perché è una piattaforma che non ho mai utilizzato. Non so se c'è modo per, per segnalare. Vediamo, entriamo nel profilo del mio avversario. Vediamo se c'è un modo per segnalare. Ah, 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 ah. No, che io, almeno che io veda, ragazzi, poi ditemi se sto sbagliando, però tipo sull'ICS invece c'è il modo per segnalare, come ho fatto vedere nel post di qualche giorno fa, proprio l'altro giorno ho segnalato questo scacchista che non mi sembrava tanto leale e niente, loro mi hanno detto che l'hanno bannato dal sito e mi hanno restituito 14 punti. Come si fa a bannare sull'ICES? Poi sicuramente c'è anche su chess.com. Andate in profilo. Aspetta, apriamo tutto schema, va? Andate in partite, guardate le ultime partite, che ne so, guarda, sta qui, guarda il tuo ultimo avversario. Ecco, se il tuo avversario ti è sembrato scorretto, puoi fare qui, segnala ai moderatori. A questo punto ti chiederà di linkare la partita che secondo te sembra che lui abbia utilizzato i motori, loro la controllano, se secondo loro è vero lo bloccano, altrimenti no. E niente, quindi tutto questo per dire ragazzi che attenzione a giocare online, soprattutto se giocate a 10 minuti, 15 minuti, 20, 30 minuti, che poi secondo me sono le partite più belle, no? A me piacerebbe fare solo partite da 45, da 60 minuti, cioè proprio le partite serie, diciamo, solo che purtroppo è così facile, così veloce, avete visto, farsi dare un aiutino da un computer e la tentazione probabilmente è così forte, tanto non ti vede nessuno, motivo per cui i tornei online non funzioneranno mai, quelli a tempo lungo, proprio perché c'è tanta gente sleale. Voi, chi fa tornei dal vivo sa che nei tornei seri c'è un metal detector, no? Cioè tu entri dentro in sala torneo, c'è il metal detector che ti controlla per vedere che tu non hai addosso dei cellulari, perché basta un semplice cellulare, tu vai un attimo in bagno, perché puoi alzarti dalla partita in qualsiasi momento, vai in bagno, ti ricordi la posizione, la setti nella scacchiera d'analisi sull'ICES, ti dà la soluzione e vai a fare la mossa migliore al tuo avversario. Quindi ci sono un sacco di casi nei tornei, anche soprattutto amatori. A un conto uno dice, nei tornei tra grandi maestri questo utilizzava computer, eccetera, eccetera. Non dico che è giustificato, però almeno lì magari ci sono in palio un botto di soldi, eccetera. Ma nei tornei amatoriali, nei tornei tra persone normali come noi, ti metti a fare quello lì che utilizza i giochini, i software, cioè che poi, ma ben che vada, vince una coppa di plastica ordinato da un sito cinese. Cioè vuol dire che sei veramente ridotto male. Quindi ragazzi, non abbiate paura di segnalare coloro che a vostro parere utilizzano dei computer. Come fare a riconoscerli? Fanno mosse essenzialmente perfette. Soprattutto vi ritroverete a un certo punto che non avete più mosse a disposizione. Questo è lo stile classico di un computer, cioè ti fa mosse che non ti fanno giocare.
e quindi quando non sai più cosa fare, nonostante sei in pieno videogioco, stai probabilmente giocando contro un computer, ma soprattutto il vostro avversario sta rispondendovi con delle mosse sempre con la stessa cadenza. Ogni 5 secondi vi risponde, aspetta 5 secondi vi risponde. Poi, certo, sono quelli più furbi, come vi ho fatto vedere, che magari puoi far finta di pensare, no? Stai 30 secondi su una mossa e poi muovi. Però, bene o male, insomma, sta gente qui poi non è neanche così furba, quindi vi risponde sempre con lo stesso, con lo stesso, ogni 5 secondi, ogni 5 secondi, ogni 5 secondi. Quindi questo è probabile, non è sicuro, è probabile che sta utilizzando dei computer. Bene, spero che questo video vi sia stato utile in modo tale appunto da scovare questi geni del male. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!